La seconda corsa è un miglio per cavalli di 3 anni. La distanza è quella dei 1660 metri. Gelsey Jump, Gastrina Phil, Jostar dei Rum, Guisarda SM, Gea GPD, Jenny in prima fila, Gibbs Francis, Gina dei Colli, Green Express in seconda. In chiusura i favori per Guisarda ASM numero 4. In sedialo Nando Pisacane. Alternative principali Jostar dei Rum e Green Express. Macchina che accelera. In partenza veloci sia Guisarda che Gea GPD, che si avvantaggia, anzi non è Gea GPD ma Jenny, che è la più veloce e in breve scivola in testa, mentre in seconda posizione c'è Guisarda che sposta presto all'esterno e va a chiedere strada a sua volta a Jenny. Passa in breve Guisarda, in terza posizione c'è Gelsey Jump. E così dopo 400 Numero metri di gara, 5, favorita guida, GPD, completa il squalificato. quarto in 32,4. Seconda posizione per Jenny, Numero davanti 3, a Jostar dei Gelsey Jump. Rum, All'esterno si fa luce squalificato. Gibbs Francis. Gibbs Francis avanza gradualmente e si trascina Gastrina Phil. Più indietro anche Gina dei Colli cerca di venire avanti, mentre alla corda è chiuso Green Express, 800 che se ne vanno in 1,6 abbondante. Datura davvero di tutto comodo per Guisarda SM quando siamo a circa metà della penultima piegata. All'esterno si impegna sempre Gibbs Francis, mentre in seconda posizione c'è Jenny. Il chilometro se ne va in 1,21,7. Ora cerca di attaccare Gibbs Francis quando siamo a 500 dalla conclusione. Allunga però Guisarda, è sempre tallonata da Jenny. Guisarda in vantaggio, Jenny in seconda posizione, all'esterno rimane Gibbs Francis, poi Gelsey Jump, gli altri non progrediscono. Metà dell'ultima curva superata, ora c'è il tentativo anche di Green Express che ha trovato da correre, ma siamo ormai in arrivo con Guisarda SM che si difende nel finale e viene a vincere facile nei confronti di Jenny. Al terzo posto finisce ancora Gibbs Francis, mentre tardivamente Green Express ha trovato il varco e finisce bene al quarto posto. 1,18,7 il ragguaglio conclusivo con 30 secchi a chiudere. Il primo piano per la favorita Guisarda ASM Nando Pisacane per conto di Paolo Romanelli, scuderia ASM. Rivediamo le battute conclusive, il percorso di testa di Guisarda ASM che dopo la corsa di rientro vince oggi piuttosto agevolmente, finisce bene Jenny al secondo posto. Al terzo ancora Gibbs Francis dopo intero percorso scoperto.